Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman Napoletano. In questo video vedete, non è questa la postazione che uso di solito, però c'è stato un po' un cambio di programma. Nel prossimo video mi rivedete, ora non sono a casa. In questo video andiamo a parlare di Lucca, nella partita che ha fatto l'attaccante ex Udinese in prestito a Napoli, in prestito a Napoli, che direi che è un giocatore scarso a mio avviso, perché non è da Napoli, non dicono che non sa giocare a calcio, però a Napoli serve un attaccante alla Lukaku, che serve, che fa sia sponda che gol, non solo sponda e vada a fare solo un gol all'anno, ma andiamo a prendere per esempio di Olmo, che alla prima partita contro la Fiorentina, se non sbaglio, è andata subito a segnare, stava quasi per fare una doppietta se non sbaglio. Quindi direi di andare a prendere esempio dal giocatore danese e diciamo ripetere quello che fa sia in allenamento che in partita, perché una cosa è andare a giocare in allenamento che tu sai i movimenti dei tuoi compagni e è una cosa in partita che non sai le tattiche dell'allenatore avversario e tu devi riuscire proprio a segnare, a fare più gol possibile in modo che il Napoli poi lo vada a riscattare e magari essere in futuro l'attaccante titolare del Napoli, scusate. Grazie a tutti ragazzi per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi e commentate facendomi sapere che ne pensate, ciao!